Comporre musica suonando letteralmente banane e foglie, programmare giochi attraverso Scratch o ancora imparare nozioni di robotica educativa attraverso gli Osobot. Sta avendo grande successo il Digital Summer Camp, la proposta formativa nata dal progetto Void, Veneto Orientale Innovation District, promosso da 17 comuni del Veneto Orientale e finanziato da Regione Veneto in collaborazione con il comune di San Donà di Piave, il Crans Lab San Donatese, l'associazione Il Nocciolo di Jesolo e l'Istituto Calvino di Jesolo. Quello che facciamo è utilizzare le tecnologie digitali per stimolare la creatività nei ragazzi e per avvicinarli a discipline anche meno semplici, ma anche meno divertenti come la matematica, le scienze, e quindi rendere per loro divertenti anche materie che normalmente non lo sono. È importante perché è vero che i ragazzi sono nativi digitali, ma non sempre utilizzano le tecnologie in maniera positiva o comunque legandole alla loro istruzione, per cui è far conoscere a loro un modo diverso di utilizzare le tecnologie rispetto a quello che loro fanno solitamente. Rivolto a ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni, il camp si pone in un'ottica laboratoriale e esperienziale, sviluppando attività di ricerca e sperimentazione, soprattutto nelle discipline STEM, ovvero quelle che riguardano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E visto il grande interesse suscitato nelle prime 2 settimane, l'attività si protrarrà anche per le prossime 3. Così i ragazzi hanno anche gli strumenti per utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali, perché vivono immersi in un mondo nel quale devono avere anche le competenze e la capacità di approcciarsi nel modo migliore. E l'unire la parte tecnica con una parte creativa ha permesso di meravigliarci quotidianamente delle cose che facevano. Tutto questo ha l'obiettivo di sviluppare il loro pensiero computazionale, quindi il problem solving, la capacità critica, creativa e soprattutto la consapevolezza nei confronti degli strumenti digitali, che è quello che serve di più soprattutto in quest'epoca.